100.000 richieste d'aiuto da tutta Italia e 10.000 contatti ricevuti solo dal centro di Padova. Una crescita esponenziale, quella delle persone che hanno cercato conforto nei volontari di Telefono Amico. Giornate di superlavoro, quelle delle festività pasquali, che richiedono una copertura del servizio 24 ore su 24. La solitudine è la nemica numero uno delle persone più anziane. Sono invece problemi di relazione con amici o familiari o problemi esistenziali quelli che affliggono i giovani, anche i giovanissimi. Ma chi chiede aiuto? Il 43% delle persone ha più di 75 anni, persone deluse, confuse, che provano una grande tristezza e angoscia. I maschi scelgono il telefono, le donne utilizzano con più favore WhatsApp. Tra i giovani trova consenso anche il servizio di mail amica. La zona rossa che ci limita negli spostamenti non sarà facile da affrontare per chi è solo in queste giornate di festa. Allo 02 23 27 2327 qualcuno che ha voglia di ascoltare è pronto a rispondere.